Prosecco Doc Rosé incontra la natura, la storia e la cucina ad alta quota sulle vette delle Dolomiti. Il rifugio Lagazzuoi, uno dei più alti delle montagne bellunesi, è meta di escursionisti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di vivere un'esperienza nella cornice delle cime montuose più affascinanti della Terra. Tamara, qui siamo sul tetto delle Dolomiti. Io ho riconosciuto la Marmolada. Cos'altro vediamo? Sì, allora abbiamo il gruppo Fannis, la Tofana, l'Antelao, le Cinque Torri, il Civetta dietro di noi. Siamo proprio circondati a 360 gradi da montagne bellissime. Natura incontaminata. Esatto. Le persone vengono qui per fare bellissime passeggiate. Quali sono i percorsi che consigli? Esatto, ci sono molte escursioni, si può fare il sentiero semplice che attraversa la pista, oppure abbiamo le gallerie o il Kaiserjäger. Praticamente durante la guerra questo era stato teatro appunto di combattimenti, c'era il confine tra l'esercito italiano e l'austro-ungarico. Una cosa molto interessante è il rievocatore storico che appunto ci presenta e ci racconta la storia e tutti i momenti di guerra di quel periodo. Rifugio Lagazzuoi è a 2752 metri. Esattamente. Cosa accade qui? Allora, il rifugio è stato costruito da nonno Ugo nel 1965, poi è stato ampliato nel 1987 e ad oggi abbiamo 78 posti letto. E negli ultimi anni abbiamo aggiunto anche la sauna, così gli escursionisti o gli sciatori d'inverno possono godere un po' del paesaggio rilassandosi un po' in sauna. Tamara, entrando nel rifugio ho visto una bellissima selezione dei vini, è una cucina professionale. Sì, abbiamo un buon ristorante, serviamo soprattutto piatti della tradizione, la dina ampezzana, come i famosi casunziei, che sono questi mezze lune di pasta fresca all'uovo ripieni di rape rosse. Casunziei con le rape rosse è uno dei miei piatti preferiti e secondo me si abbina benissimo con il Prosecco Doc Rosé. E con il colore delle nostre Dolomiti. Brindiamo allora!